Cari fratelli e sorelle, desidero comunicare con voi esprimendovi il solito e tradizionale messaggio pasquale. In questo momento mi vengono in mente tre messaggi, tre sottolineature. La prima è di solidarietà. Condivido con voi e vivo anch'io questo momento di sofferenza, di pesantezza dovuto al protrarsi della pandemia, dovuto alla necessità del distanziamento, alla paura del contagio, alla sofferenza per chi viene raggiunto dal virus, lui o i suoi familiari. È una situazione che veramente sta provandoci profondamente. Anzitutto, condivido e desidero esprimere la mia vicinanza a tutti coloro che sono provati e più in generale a tutte le nostre comunità cristiane. Un secondo messaggio è quello di un incoraggiamento. Io credo che sia attraverso le precauzioni che abbiamo ormai imparato a osservare, sia attraverso i vaccini che stanno diffondendosi sempre di più, questo momento di difficoltà e di prova volga, almeno così lo speriamo, volga verso il termine. È necessario, certo, essere ancora molto vigilanti ed essere molto prudenti anche nelle nostre celebrazioni che grazie al cielo possiamo vivere rispetto allo scorso anno che abbiamo dovuto viverle con pochissimi fedeli presenti. Anche nelle nostre celebrazioni dovremo essere molto attenti, molto prudenti, molto disciplinati. Finora io credo che abbiamo dato prova nelle nostre comunità cristiane e nelle nostre celebrazioni di una grande responsabilità. Dobbiamo continuare ad esserlo per noi stessi e per gli altri. E infine un terzo messaggio che è un messaggio di speranza. La risurrezione del Signore è sempre e comunque un fatto, un evento che ci aiuta a passare dall'oscurità alla luce, dalla morte alla vita. E anche quest'anno, anche in questo momento di difficoltà e di pandemia, ripete questo incoraggiamento e questo messaggio di speranza. Non temete, non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento, non lasciatevi prendere dalla rassegnazione. Il Signore è con voi e se il Signore è con noi, di chi avremo paura? Ecco, io credo che non sia un messaggio spiritualistico, ma profondamente reale. Il Signore che ha vinto la morte ci aiuta ad attraversare con fiducia, con speranza, anche questo momento di tribolazione e di prova. Auguro a tutti voi, cari fratelli e sorelle, una buona Pasqua, cioè una Pasqua di serenità, una Pasqua di gioia interiore nonostante le fatiche e le difficoltà che possiamo vivere esteriormente. La presenza in noi del Signore risorto ci aiuta e ci sostiene. Buona Pasqua e vi assicuro a tutti la mia preghiera e la mia benedizione.